Il comitato è un comitato cittadino, diciamo che ci siamo costituiti con 5 consiglieri e un presidente che sarà quello che farà tutte le richieste al sindaco, all'ASP, ai vigili del fuoco, perché la nascita di queste antenne a 4 metri, a 3 metri dalle case riteniamo che sia impossibile, anche perché quello che faranno le antenne nessuno lo sa. È proprio per questo che nessuno ci sa dire se queste antenne facciano male. Noi diciamo che prima viene la salute e poi verrà le antenne. Quello che stiamo facendo, esattamente stiamo facendo una richiesta di accesso agli atti all'assessorato territorio ambiente regionale, al sindaco chiederemo alcune informazioni, ma lo chiederemo a tutti e 43 i sindaci della provincia di Agrigento, perché c'è un discorso di installazione capillare. Ogni giorno vediamo antenne messe ovunque. L'installazione capillare comporterà un'antenna ogni 50-120 metri, l'una dall'altra. Capite benissimo tutti che parliamo di onde elettromagnetiche, elettrosmog, un elettrosmog poi che dobbiamo calcolare non solo le antenne, quelle che stanno installando, ma tutte le antenne installate, la somma di tutte le onde elettromagnetiche a quanto ci stanno cuocendo esattamente, perché di cottura si parla, una cottura lenta ma che sarà dolorosa man mano che verranno installate sempre più antenne, perché il discorso delle antenne è ampio, si parla delle smart city pure, quindi sarà anche un controllo totale delle città. Il discorso è che non possiamo vivere con la paura di tumori, di nascite con leucemie, di feti malformati, perché delle multinazionali devono guadagnare a discapito della salute dell'uomo. Quindi il comitato farà tutto quello che è possibile fare in maniera legale, chiederemo al sindaco, chiederemo un consiglio comunale, faremo una raccolta firme. Il consiglio comunale lo vogliamo pubblico, perché sindaco, assessori, consiglieri devono riferire pubblicamente il perché queste antenne non possono essere bloccate. Chiederemo anche un piano antenne, il piano antenne, perché le antenne devono essere delocalizzate fuori, e chiediamo inoltre che l'aumento da 6 a 15 volti metro, come dal DDL concorrenza del governo Meloni, venga stoppato in attesa che qualcuno ci dia chiarimenti di questa cottura lentamente che ci stanno facendo. Il comitato nasce proprio per questo, nasce dal malumore della gente che contatta, gente che scrive perché è preoccupata della salute dei propri figli. Quindi quello che faremo è una strategia anche non dal punto di vista legale, che ci sono anche i legali pronti già a intervenire, ma chiederemo la parte umana, dobbiamo far uscire la parte umana agli amministratori. Questo sarà quello che noi vogliamo fare, anche con la richiesta di un consiglio comunale.